Zelkor presenta Patto di sangue. Lettura e interpretazione del Fantasma del Web e l'Avido Alchimista. Musiche di Zero Copyright Free Music. Sconsigliato a un pubblico minorenne o sensibile. Mentre il bambino si allontanava da piazza Matteotti, scivolando in vicoli stretti tra case di pietra, la festosa cacofonia prodotta dallo sferragliare delle giostre, dalla folla e dalla musica elettronica dei baracchini si smorzava. Per qualche attimo riuscì a cogliere il vocione di suo padre amplificato dal microfono, ma le parole erano incomprensibili, assorbite dalle abitazioni che schermavano la piazza dal resto del paese. Ad ogni modo, Taro De Bar, 9 anni compiuti da appena 2 mesi, sapeva bene cosa l'uomo stesse dicendo. Di sicuro invogliava il ragazzo di turno ad afferrare la coda di volpe che oscillava beffarda sopra i vorticanti sedili del calcinculo. Taro sogghignò, mettendo in mostra una chiostra di dentini simili a perle che luccicavano su quel volto scuro da gitano. Suo padre era un vero demonio quando si trattava di far sgusciar via quella coda dalle mani protese di chi tentava di aggiudicarsela. I gagè diventavano matti. Svoltò l'angolo, sfilando sotto una cascata di gerani che decoravano i bassi davanzali di quella via. Le sue gambe snelle si muovevano come su rotaie, quasi senza che Taro ordinasse loro di procedere. Faceva quel tragitto almeno 2 volte al giorno, in ogni occasione che la loro giostra approdava al paese per qualche festa. Il padre, tabagista inveterato, lo spediva sempre a comprargli le sigarette, compito che Taro assolveva con la fierezza di un agente speciale mandato in missione. Adorava suo papà con la stolida solennità di un indigeno nei riguardi del proprio idolo. Non vedeva l'ora di crescere e diventare come lui, guidando il camion con la sigaretta che ballonzolava tra le labbra e la croce d'oro che mandava barbigli tra i folti peli del petto, per poi montare la giostra e spillare un sacco di soldi alla masnada urlante di bambini gagè che si ammassavano per fare un giro e guadagnarsene uno extra afferrando la coda, cosa che accadeva solo una volta su 10. Per ora, tuttavia, doveva solo accontentarsi delle funzioni di fattorino. Se suo padre l'avesse visto con una sigaretta in bocca prima dei 16 anni, l'avrebbe scuoiato vivo. Lo sapeva perché glielo aveva specificamente detto e quell'uomo non era tipo da sprecare le minacce. Il trambusto delle giostre venne ulteriormente smorzato mentre Taro da un vicolo laterale sbucò in via Candelai. Il silenzio era quasi inquietante. Le facciate di pietra che si stringevano attorno alla strada lastricata potevano essere dimora di spettri, da quanto erano vecchie e prive di segni di vita. Alcune erano palesemente sfitte, con cartelli vendesi ormai sbiaditi attaccati alle porte. Altre erano vuote, con gli abitanti usciti per la fiera o a godersi il sole di quella gioiosa domenica di inizio aprile. Nell'approssimarsi al tabacchino, le monete gli tintinarono allegramente nelle tasche dei pantaloncini. Come il giorno prima e quello prima ancora, il grasso tabaccaio quasi non gli rivolse la parola, tutto concentrato ad ascoltare una partita alla radiolina appesa all'espositore delle caramelle. Con fare meccanico, allungò il braccio a forma di San Daniele, pescando un pacchetto di Marlboro dalla rastrelliera di fianco a lui, facendosi consegnare le spettanze dovute, più le 200 lire necessarie affinché Taro potesse uscire da lì masticando con impegno una goleador. Era uno splendido pomeriggio di una giornata lieta. Sarebbero rimaste a Piotone fino a lunedì successivo, prima di mettersi in viaggio per la prossima fiera. Mentre Taro si avviava verso il vicolo che l'avrebbe ricondotto a piazza Matteotti, una voce lo fece voltare. Dapprima lo sguardo del bambino si aggrottò leggermente, ma poi si distese. Solitamente i gagè non si comportavano civilmente con lui. Davano sempre l'impressione di credere che stesse per rubare qualcosa o combinare qualche guaio. Stavolta no, però. Quella persona gli sorrideva. Taro De Bar rispose a quel sorriso e si avvicinò, con il gusto di Coca-Cola in bocca e il codino che gli sussultava tra le scapole, avviandosi inconsapevolmente verso la sua strana, orribile morte. Qualcosa che in un mondo giusto e pietoso non dovrebbe mai accadere a un bambino.
Ma il nostro mondo non è giusto e tantomeno pietoso. È un mondo di mostri. Per quanto piccola e di aspetto tranquillo, Piotone non era estranea ai fatti di sangue. Terribili avvenimenti edificavano il suo passato, quando ancora quelle contrade erano territorio della nobile casata dei Malaspina. E l'eco di quegli orrori quasi leggendari aveva sonoramente rimbombato lungo i secoli, affievolendosi senza mai spegnersi del tutto, perdurando fino all'epoca dei paninari, dei capelli cotonati, dei giubbotti con le spalline imbottite e dei videogiochi arcade. Prima della scomparsa del piccolo Taro de Bar, tuttavia, l'unico evento che aveva avuto il potere di sconvolgere la comunità si era verificato nel corso del 1952. Un misterioso massacro aveva tinto di rosso le acque del fiume Piota, celato alla vista dalla macchia di ontani e sambuchi che custodivano quella zona selvaggia, dove 7 bambini avevano trovato la morte, brutalmente fatti a pezzi e in buona misura divorati. L'evento, per quanto terrificante, non aveva avuto la risonanza che uno si aspetterebbe da qualcosa di parimenti atroce. In capo a qualche mese nessuno ne accennò più, circondando la faccenda con una cortina di omertà così ostinata che persino il cronista di nera più cocciuto e ficcanaso dovette gettare la spugna. Si era trattato dell'attacco di una bestia. Tutto qua. Che bestia? Oh, chi lo sa? Probabilmente un lupo, magari un rarissimo orso e perché no? Forse una fiera evasa dalla gabbia di qualche circo. Tante ipotesi, nessuna certezza. Chi di dovere sapeva, ma tacque. Passarono quindi 35 anni senza che niente turbasse più la dolce quiete rurale di quel piccolo angolo dell'Ovadese. Le stagioni si susseguirono regolari, le piene del fiume lavarono via ogni sua brutta memoria e ogni ultima domenica del mese, come accadeva da secoli, la gente del paese si radunava in un dato campo, si incolonnava presso un basso edificio di pietra levigato dagli anni e quindi si affacciava al pozzo lì custodito prima di mettersi a urlare. Gridava di rabbia, gridava di odio, gridava di paura. Gridava per dare sfogo alle 100 piccole caustiche ferite che la vita non lesina a nessun uomo. E quando i piotonesi uscivano da quel piccolo tempio con la gola dolorante e il volto sudato, si sentivano bene come non mai. E qualcun altro si sentiva sazio. Ma la forza che agli inizi degli anni 50 uccise quei 7 bambini non aveva colpa riguardo a quanto nell'aprile del 1987 accadde a Taro de Bar. Tutta la popolazione diede manforte ai carabinieri durante le ricerche, che durarono per 2 lunghe e angosciose settimane. E in quella fremente parentesi ad alcuni parve che il tempo si fosse riavvolto su se stesso, facendo rivivere gli attimi di spasmodica follia avvenuti anni prima. Le strade del paesetto furono nuovamente affollate di giornalisti e del solito pellegrinaggio di guardoni morbosi che vengono attratti da certi episodi come le mosche lo sono dai cadaveri. Interrogare Antonio Poggi, il grasso tabaccaio dove Taro de Bar aveva acquistato le malbore e le caramelle, si rivelò inutile dal momento che egli non aveva visto e sentito niente. Era solo riuscito a confermare che il bambino era entrato nel suo esercizio verso le 4:15, uscendone 2 minuti più tardi. La zona dove si presumeva fosse avvenuta la scomparsa era uno dei rioni più vecchi e inabitati di Piotone. I pochi residenti anziani al momento del fatto erano chiusi nelle case a riposare. Nessuno riferì di aver sentito urla o invocazioni d'aiuto, né altro tafferuglio di natura sospetta. Taro de Bar era stato inghiottito dal silenzio. Quando il corpo del piccolo gitano non saltò fuori, l'opinione degli inquirenti si inclinò verso l'ipotesi di un rapimento, magari attuato per ritorsione. Il padre del bambino scomparso era l'ultimo discendente di un'antica schiatta di giostrai dalla fedina penale tutt'altro che immacolata. Rimestare nel suo passato e creare una ragnatela di teorie più o meno solide per scoprire chi avesse interesse a portargli via il figlio fu un lavoro lungo, dispendioso e in ultima analisi inutile.
A fine mese gli investigatori avevano più domande che risposte sui loro dossier. I mass media tentarono di mungere da quella vicenda più latte possibile, riattizzando brutte memorie collettive, riesumando dai loro feretri gli spettri dei mostri di Firenze, di Bolzano e di Udine, suggerendo, neanche troppo velatamente, l'agghiacciante possibilità che ben presto persino l'Ovadese avrebbe potuto vantare un simile campione. Per tutto aprile e per buona parte di maggio le comunità di Piotone, di Lerma, di Bosio e Tagliolo trattennero il fiato. A ridosso della sparizione di Taro De Bar, molti genitori impedirono ai figli di girovagare da soli, accompagnandoli a scuola, a calcetto o all'oratorio. Dal canto loro, i bambini subirono il fascino morboso del contesto, sperimentandolo con un altalenante misto di panico ed eccitazione. Erano intimoriti, ma vivevano tutto con un certo distacco, poiché in fin dei conti il bambino scomparso non era uno di loro, ma un forestiero, uno zingaro, e forse era perfino scappato da solo, stufo di avere a che fare con un padre violento e dedito al bere. Questi e altri particolari su De Bar Senior furono svelati da diverse riviste. Oppure era stato rapito da qualche famiglia zingara rivale per vendicarsi di un torto. La pensavano così pure i pirati del Piota, una piccola genga di ragazzini capeggiata da Michele Bottaro, detto Miki. Attraversando quell'età dove il male attrae e repelle in egual misura, si radunavano spesso a confabulare su argomenti proibiti, sgranando gli occhi di entusiastico orrore di fronte alle pagine di giornali e di libri che narravano delle immonde gesta di eroi della perversità quali Jack lo Squartatore, Ted Bundy, Leonardo Cianciulli e Zodiac. Per loro, in un certo qual modo, era come leggere di supereroi in negativo. E se quanto leggevano minacciava di fargli venire gli incubi, bastava consolarsi con la salvifica idea che, in fin dei conti, tutto questo accadeva altrove, ad altra gente. Erano fatti reali e al contempo intangibili come quelli dei film, dove per quanto orribile e crudele sia il mostro, resta sempre comunque confinato nella pellicola, spaventoso quanto innocuo. Il 20 giugno, persino i pirati del Piota scoprirono che certe realtà sono tutt'altro che innocue e che i mostri, a volte, riescano a uscire dallo schermo. Era un giorno caldissimo. Il sole sfiorava le colline come una cosmica goccia di metallo fuso, arroventando l'aria e facendo spurgare rivoli di sudore dalla pelle di Federico Grillo, che malediceva l'afa e soprattutto inveiva contro la ruota posteriore della Saltafos, quasi che fosse sua la colpa se qualcuno l'aveva squarciata con una lametta. In sella al suo bolide nero e rosso, il tragitto dal campo sportivo di Lerma, dove era rimasto a giocare tutto il pomeriggio, alla sua abitazione di Piotone sarebbe stato rapido quanto un turbine di vento, ma adesso avrebbe dovuto farsi quasi 7 chilometri a piedi, trainando a mano quella bici pesante e ingombrante, sotto un sole che, per quanto prossimo a sparire dietro i colli, non aveva perso granché della propria furia ardente. Stremato e assetato, Federico procedeva a capo chino, la maglietta che pendeva come uno straccio dalla cintura, macinando sotto i denti il vasto e sacriligo repertorio di bestemmie usato da suo padre durante le partite di cirulla. Blasfemie che nessun altro dei suoi compagni osava ripetere e che gli erano valse la scandalizzata ammirazione di tutto il campo da calcetto. Ciò nonostante, per quanto ingiuriasse Dio e tutti i suoi santi, angeli e arcangeli, la situazione non mutava di una virgola. Aveva sempre parecchia strada da fare, molta della quale in salita, e doveva procedere in una cappa soffocante di canicola. Odiava il caldo, odiava il solletico di rivoletti di sudore, odiava la ruota della sua bicicletta e soprattutto odiava l'anonimo figlio di buona donna che le aveva giocato quello scherzo idiota. Non vedeva l'ora che arrivasse domenica per poter urlare tutto il suo malcontento alla casa del lungomano. Non che pensasse davvero che in fondo a quel pozzo ci fosse un mostro rannicchiato pronto a divorare ogni emozione negativa che gli abitanti strillavano dentro. Aveva quasi 13 anni, non credeva più a simili minchiate, però, e questo era un fatto, dopo essersi sgolato per qualche minuto affacciato a quel pozzo si sentiva molto meglio.
Nemmeno bestemmiare lo faceva sentire così libero e rilassato. Arrivato in cima a una salita particolarmente ripida, torturato dal desiderio di una bella Sprite ghiacciata, udì il suono di un'auto che veniva da Tergo. Il veicolo, procedendo a passo d'uomo, gli si accostò a fianco. Federico alzò la testa, la fronte corrugata. Impiegò 2 o 3 secondi a riconoscere il volto che gli sorrideva oltre il finestrino abbassato. Quando la persona al volante lo invitò a salire per dargli un passaggio fino in paese, il ragazzo accettò con vivo sollievo e gratitudine sincera. Ripose la bicicletta nel bagagliaio e montò sul sedile del passeggero, mentre una Citroen verde compariva da dietro la curva, oltrepassandoli in direzione di Lerma. L'automobile ripartì nella sera torrida, conducendo Federico Grillo dove mai avrebbe voluto essere portato. La proprietaria della Citroen verde, che di fatto era stata l'ultima persona a vedere Federico Grillo prima della sua scomparsa, era una certa Emma Gaione, una testimone di Geova di ritorno dalle sue ronde. Non molto pratica dell'Ovadese, imboccando una strada sbagliata, si era trovata persa in un labirinto di regionali dalla segnaletica discutibile, ragion per cui, quando aveva incrociato Federico e l'auto bianca ferma vicino a lui, aveva fatto poca attenzione, più occupata a capire dove diavolo fosse andata a cacciarsi. Ai carabinieri aveva riferito di non ricordare il modello e che il riflesso del sole sul parabrezza le aveva impedito di capire chi vi fosse al volante. In effetti non era neppure sicura che il veicolo fosse bianco. Poteva anche essere beige, azzurrino o grigio chiaro. Ma tanto bastò affinché i cronisti del Corriere della Sera battezzassero il rapitore il mostro dell'auto bianca, insinuando ben poco velatamente che con ogni probabilità doveva essere responsabile anche dell'insoluto caso De Bar. E sebbene mancassero prove effettive, anche Michi Bottaro era dello stesso avviso ed espose la sua opinione agli altri 2 membri dei Pirati del Piota, mentre trascorrevano il pomeriggio in casa del loro capitano. Per un po' avevano cercato di distrarsi con l'Atari 7800 che Michi aveva ricevuto a Natale, abbattendo i nemici volanti di Joust, ma persino i videogame perdevano la loro attrattiva davanti a un maniaco. Fuori gli alberi del giardino si piegavano sotto le frustate della pioggia e del vento, mentre i tuoni facevano vibrare i pannelli di vetro delle finestre. Erano già trascorse 2 settimane da quando i signori Grillo avevano fatto la concitata chiamata al 112 che aveva innescato le ricerche del figlio, fino a quel momento infruttuose. «Secondo te lo troveranno?» chiese Guglielmo Nandi. Tra di loro veniva chiamato Elmo. Michi rimase a guardare fuori dalla finestra ancora per qualche istante, sentendo su di sé gli occhi di Elmo e di Felpa in attesa di una risposta. Poi, con gravità, scosse il capo. «Ma che? Forse tra qualche anno un cacciatore troverà nel bosco le ossa sue di quel bambino delle giostre». «Ma come fai a dire che è lo stesso maniaco?» domandò Felpa, il cui vero nome era Luca Remotti. L'avevano rinominato Felpa per via del fatto che, anche con temperature africane, sua madre lo obbligava a portarsi dietro tale indumento. Ne indossava una anche quel giorno, sebbene gli altri 2 fossero in maglietta. Michi si strinse nelle spalle. «C'è lo stesso modulus, modus operandi», replicò, fiero di essersi ricordato quel termine strano. «Cioè?» significa che è andato tutto allo stesso modo. «Ma il figlio del giostraio è sparito ad aprile. Perché il mostro ha aspettato tanto?» Si chiama periodo di raffreddamento», spiegò Michi, sentendosi in qualche modo importante. «L'ho letto sul libro che hai preso dalla biblioteca l'altra volta, Felpa. Quando uccidono, per un po' si calmano e lasciano passare del tempo. Tipo come quando vado a pranzo da nonna la domenica. Fece Elmo con un ghigno. Dopo non mangio fino a mercoledì». Rise e Felpa lo imitò, ma Michi restò serio. Per la prima volta capiva quanto reali fossero le cose lette in quel libro. Stavano accadendo davvero e non in America o chissà dove, ma lì, a Piotone. Si chiese se in quel momento Federico Grillo fosse morto e con un brivido scoprì di augurarsi di sì,
perché l'alternativa era davvero intollerabile. Su quel tomo aveva appreso cose raccapriccianti. Non aveva capito bene tutto, ma avevano fatto breccia dentro di lui. Le foto delle vittime di Jack lo Squartatore erano riuscite a popolargli sui sogni di incubi per giorni. Possibile che qualcuno fosse malato al punto di fare quelle cose? Di farle persino a un bambino? Mio padre dice che è uno di fuori. Insomma, dai, non può essere di Piotone, no? Per me, sì, invece. Non è mica andato a caso. Ha rapito lo zingaretto in via Candelai, che è un mortorio. Nessuno ha visto o sentito niente. Idem con Federico. La strada per l'erma è in mezzo ai boschi e ai campi. Se uno ti piglia lì, chi ti vede? I caprioli. Già è andata di culo che sia passata quella signora e abbia visto qualcosa. No. È uno di qui. Si è studiato tutto a puntino. Cioè? Già, che intendi, Miki? Che secondo me sapeva che il figlio del giostraio si sarebbe trovato lì, in via Candelai. Le giostre erano arrivate da giorni, no? E il bambino andava sempre lì a prendere le sigarette da solo. Lo aspettava, capite? E Federico, invece? Uguale. Da quando è finita la scuola, praticamente viveva al campo di calcetto di Lerma. Faceva quella strada avanti e indietro ogni santo giorno. E il mostro lo sapeva. Chissà da quanto attendeva il momento buono per prenderlo, insomma. Un silenzio gravido di preoccupazione si espanse tra loro, risaltando il rumore della pioggia e dei tuoni. Miki fece vagare gli occhi sulle pareti della propria camera. Il suo sguardo scivolò sui poster di Star Wars, sulla libreria piena di volumi di fantascienza della collana Urania e sul modellino di un gumano, torreggiante sopra una pila di compiti delle vacanze che ingombravano la scrivania, realizzato con la cartapesta a scuola, nell'ora di artistica. Si chiese come fossero le stanze del bambino gitano e di Federico Grillo. Anche loro avevano letto avventure di altri mondi, amato i videogiochi e avuto una cotta segreta per la principessa Leila. Ogni loro sogno, ogni loro passione stroncati per mano di un folle, di un mostro mangiabambini. Rabbrividì. Fede era uno tosto, però. Ragionò Elmo, distogliendo l'amico da quei pensieri. Si picchiava con tutti a scuola. Vero? Faceva karate a Ovada, giusto? Era cintura rossa. Marrone. Beh, non gli è servito a molto. Credete che bastino un paio di calci per sfuggire a un maniaco? Se glieli dai nelle palle. E se quello è una pistola? O un coltello? Ho visto un film di Chuck Norris dove riusciva a disarmare un tipo che... Tu non sei mica Chuck Norris. Il punto è un altro. Non credo abbiano avuto tempo di difendersi. Li ha ingannati. Non ci arrivate. Anzi, volete sapere cosa credo? Ecco, io credo che lo conoscessero. Federico di sicuro. Felpa ed Elmo lo guardavano con ammirazione sbalordita. La paura era ben visibile nei loro occhi, quasi che Miki stesse esponendo i loro più reconditi timori. Già era dura credere che ci fosse un assassino di bambini in circolazione, ma che potesse trattarsi di un loro vicino di casa era traumatizzante. Perché dici così? Tu saliresti in auto con uno sconosciuto? Specie dopo quel che è successo a quell'altro bambino. Io no. Io nemmeno. Ma Fede non era granché sveglio. Lo sanno tutti. Ok, ma non cambia molto. Se non si conoscevano, significa che il rapitore è così furbo da convincere un ragazzino a salire con lui in auto. E se invece l'avesse preso con la forza? Miki scosse il capo. E la bici? Non l'hanno più trovata. Perché portarla via se è come dici tu? Per me, Federico l'ha messa dentro l'auto per poi salire. Si è affidato. Ripeto, lo conosceva. È uno di qui, di Piotone. Elmo e Felpa si scambiarono un'occhiata ansiosa. Ma allora... allora è un mostro davvero, come dice il giornale. No,
Li chiamano così, ma sono solo uomini pazzi. E se invece fosse proprio un mostro? Come l'ungumano? Additò il modellino sulla scrivania. Che bellinate dici, Felpa? Non esiste l'ungumano. E quei bambini giù al Piota, tanti anni fa? Mio zio mi ha raccontato tutto. Lui c'era a quel tempo. Ne ha fatti fuori 7, sbranati vivi. Bellinate. Sono morti proprio dove andiamo a fare il bagno noi. Diglielo, Miki. Anche tu la sai la storia. Te l'ha raccontata tuo nonno, che era sindaco. Beh, è successo 40 anni fa. Rispose Miki, fissando a sua volta la statuina di cartapesta e vernice acrilica, quasi che ciò ponesse fine alla questione. Ancora non aveva deciso se l'ungumano, con tutto il suo corredo di leggende, fosse reale oppure no. Bellinate. Ribadì deciso Elmo. Estrasse un cioccolì dal marsupio, lo scartò e dandogli un gran morso proseguì sgranocchiando. Io non ci credo mica. Allora com'è che vai sempre alla casa dell'ungumano come gli altri? Mio padre mi obbliga. Si giustificò Elmo in imbarazzo. Io cerco sempre di restare a casa, ma lui niente. Sei il figlio del sindaco, devi dare l'esempio ai tuoi compagni. Bah, quante bellinate. Le labbra di Miki si curvarono in un sorriso. Che Elmo ne dicesse, scommetteva che il padre non dovesse fare molta fatica a convincerlo. Che la storia dell'ungumano fosse vera o solo una fiaba, era innegabile che c'era una sorta di potere in quel luogo. Un campo magnetico o qualcosa del genere. Fatto sta che per ragioni a lui incomprensibili, Miki si sentiva molto meglio dopo aver urlato nel pozzo ed era certo che valesse lo stesso anche per Elmo, per Felpa e ogni altro abitante di Piotone. Nessuno porterebbe avanti una tradizione tanto antica se non avesse indietro almeno un minimo vantaggio. Tornò a contemplare il modellino. Se solo esistesse e potesse darci una mano. Felpa ed Elmo, ancora vinti in un battibecco, si volsero a fissarlo zittendosi. Recavano un'espressione stupefatta. Dico, ma scherzi? Non lo so, è solo che... Beh, lui saprebbe come porre fine a questa storia. Ma non esiste! E poi è un mostro anche lui, no? Per l'appunto. Annuì tranquillo Miki, senza staccare lo sguardo dal modellino con la testa di cinghiale e il corpo da uomo. Il fiotto di luce elettrica di un fulmine attraversò la finestra, riverberando nelle perline gialle che aveva per occhi. Serve un mostro per dare la caccia a un mostro. Di fianco a lui, Elmo e Felpa si guardarono straniti l'un l'altro. Alle 4 del mattino, Piazza Statuto era deserta e silenziosa. Su tutta Torino la notte incombeva come una sventura. L'unico rumore era il chioccolio dell'acqua che scorreva tra i blocchi di pietra che componevano il monumento al traforo del Frejus. Vicino alla base, il mostro dell'auto bianca fumava tranquillo una Camel, lo sguardo rivolto verso l'alto, ricambiato dal genio alato che svettava leggiadro in cima alla piramide di roccia. Voci di popolo affermavano che si trattasse di Lucifero e che custodisse un ingresso segreto per gli inferi. Nel pensarlo, il mostro ghignò. Gli inferi li aveva portati lui stesso in quella piazza. Li teneva nella tracolla di cuoio che gli pendeva sul fianco. Consultò il Casio. Come al solito, Asim era in ritardo. 15 minuti dopo, una persona gli venne incontro. Era un mediorientale dai tratti aquilini, la pelle color caffè latte e una giacca di cuoio borchiata. Non si scambiarono che poche laconiche parole. Non era il caso di perdersi in convenevoli, anche se all'apparenza non c'era nessuno in giro. Rapidamente, il mostro dell'auto bianca estrasse il contenuto della tracolla porgendola ad Asim. Si trattava di 2 videocassette. Su quelle pellicole erano stati registrati gli ultimi giorni di vita di Taro De Bar e Federico Grillo. In cambio, Asim porse una busta. Una volta che ebbe contato il denaro, il mostro annuì soddisfatto. 500.000 di lire, come pattuito. Una cifra destinata ad aumentare, pensò mentre lui e Asim si separavano, dirigendosi ai lati opposti della piazza deserta.
Bisognava attendere che le acque si calmassero un po', lasciando che quei contadinelli abbassassero la guardia. Solo allora ci sarebbe stata un'altra cattura. All'inizio Elmo si era mostrato esageratamente scettico, bersagliando gli altri due amici di battutine sarcastiche. Ma alla fine era stato contagiato dal loro entusiasmo e aveva finito per sedersi a gambe incrociate sulla moquette che foderava il pavimento della camera di Mickey, sbirciando le immagini strane e grottesche che apparivano sulle pagine del libro che Felpa aveva portato con sé. Ormai avevano compiuto 10 anni e sebbene si sentissero troppo adulti per credere ai fantasmi, ai licantropi e ai vampiri, in realtà serbavano ancora l'inconfessabile, profondo timore che qualcosa potesse annidarsi sotto ai loro letti o dietro le ante degli armadi. Quel libro poi era davvero una figata. Si intitolava La scienza magica, compendio di magia e religione, ed era un bel mattoncino di pagine rilegate in una copertina color mirtillo, sulla quale spiccavano grandi caratteri dorati e solenni. Dove l'hai preso? In biblioteca. La Marchelli te l'ha lasciato portar via. Certo, non credo sapesse cosa c'era dentro. Dalla copertina non si capisce. Ho dovuto sfogliarlo per saperlo. Oh Cristo, guardate qui! Sono teste rimpicciolite queste! Su di giri si strinsero attorno a Felpa, che teneva il libro sollevato davanti a sé con una smorfia che poteva essere tanto di euforia quanto di disgusto. Cacchio, che forza! C'è scritto come si fanno! Prima devi mozzare la testa a qualcuno. Ti stai offrendo volontario, Felpa? Senti, Si intromise Mickey. perché volevi che lo vedessimo? Oh sì, scordavo. Sai, è che qui dentro c'è proprio quello che hai detto tu qualche settimana fa. Quello che ho detto io. Beh, riguarda un mostro per battere il mostro. Spiegò Felpa tutto eccitato. Elmo alzò gli occhi al soffitto, lasciandosi cadere sul dorso. Oddio no, non posso credere che ci crediate, raga. Ma guarda che Mickey aveva ragione. Protestò Felpa. Ho messo il segnalibro. Ecco qui. Capitolo 11. Evocazioni e famiglie. Dai un'occhiata. Passò il libro a Mickey. Sotto il titolo del capitolo stava l'antica immagine di una fattucchiera che evocava da un pentacolo una grottesca entità nera e alata. Per i 10 minuti successivi, gli occhi del ragazzino scivolarono su quel testo, saltando i paragrafi che parlavano di argomenti a lui già noti, come il fatto che anticamente si credesse che rospi, gatti neri e gufi fossero in realtà demoni che assistevano maghi e streghe nelle loro diaboliche missioni. Arrivò però a un punto che indusse il suo cuore a fare una piroetta. Nel mentre, Elmo aveva staccato un brick di Billy dalla cintura, infilzandolo con la cannuccia e dando una rumorosa sorsata. Trovato qualcosa di interessante? Credo di sì. Rispose Mickey, lo sguardo incollato alla pagina. Un rituale assiro. Sentite, dice che è possibile ricevere i servigi di una creatura se la si evoca con il proprio sangue. Disgustoso! Come funziona? Non ci sono dettagli, però spiega che in pratica, se un mostro si abbevera del tuo sangue, allora hai il controllo su di lui. La capacità di farti ubbidire. Ha senso? Una volta ho sentito mia sorella e una sua amica che volevano mettere del sangue dentro a un cioccolatino per farlo mangiare a Pietro Benedetti, il gardone del panettiere. Così si sarebbe innamorato di loro. L'amica di tua sorella è Elena, la figlia dell'edicolante. Sì, beh, dovrebbe dissanguarsi del tutto per riuscirci. Elmo gonfiò le guance, cercando inutilmente di trattenere la risata, ma ottenne solo di sputare una nube di succo d'arancia vaporizzato. Mickey riuscì appena in tempo a spostare il libro fuori dalla portata della maggior parte delle gocce, ma alcune di esse piovvero sulle pagine. Cacchio, Elmo! Se lo roviniamo, la Marchelli ci scuoia vivi! Ma Elmo non lo ascoltava, si stava ancora rotolando da ridere per la battuta di Mickey, il quale era però tornato a osservare il libro. Chissà se quel rituale avrebbe funzionato anche col lungomano. Pensarlo lo imbarazzava, eppure non poteva farne a meno. Da quando era nato, sia a casa che a scuola, gli avevano parlato di quella storia come se fosse tutto vero,
come se ci fosse effettivamente qualcosa che sonnecchiava in fondo a quel pozzo, dove la luce non arriva mai a illuminare. La parte di lui ancora radicata all'infanzia, periodo dove i draghi, le fate e i mostri sono reali, duellava con la parte razionale popolata dalle prime nozioni di scienza. Come poteva qualcosa vivere per sempre in uno spazio buio e angusto? Come poteva alimentarsi di cose immateriali quali la paura, l'odio e la rabbia? Lui e i suoi amici avevano disquisito la faccenda 1000 volte in passato, trascorso interi pomeriggi a proporre e ritrattare teorie in proposito, senza mai venirne a una. L'esistenza del lungumano era un mistero, un atto di fede, esattamente come ritenere possibile che l'ostia diventasse la carne di Cristo. Se scompare un altro bambino, io ci provo. C'era la solennità di un uomo adulto nel tono usato da Mickey, una nota così diversa dal solito che zittì all'istante Felpa ed Elmo. Si attendeva che uno dei due, se non entrambi, ridessero della sua presa di posizione, ma non accadde. Dapprima ci fu stupore nei loro sguardi, ma solo all'inizio. Poi ambedue assunsero un'espressione molto seria, annuendo. Un giorno, come d'incanto, avrebbero cessato di credersi i pirati del Piota. Avrebbero smesso di permettere alla fantasia di trasformare i boschetti attorno al fiume in giungle piene di cannibali, di tigri assassine e di extraterrestri cacciatori di trofei umani. Non avrebbero più lasciato i denti sotto al cuscino, eccitati all'idea che un magico topo li sostituisse con 1000 lire, e non avrebbero più temuto che una bestemmia potesse attirare le ire di un dio permaloso. Un giorno non avrebbero più ritenuto possibile che rannicchiato nel pozzo della casa del lungumano vi fosse un mostro con il corpo di uomo e la testa di cinghiale. Ma quel giorno ancora non era arrivato per loro. Agosto pullulava di sagre e feste. Impossibile pensare ai mostri e tenere alta la guardia, quando nell'aria si diffonde il profumo dei ravioli e le melodie di polche e mazurche si innalzano nel violetto del crepuscolo. Dal 20 giugno non era più accaduto niente di tragico. Federico Grillo non era stato più trovato, né vivo né morto, e la comunità si angustiava per questo, ma se c'è una legge nel mondo è che la vita deve andare avanti. Orrori, serial killer e rapimenti erano esuli dalla mente di Luca Remotti detto Felpa, mentre percorreva il lungo viale Roma, inglobato dall'ombra fresca delle file di tigli che sorgevano ai lati. Erano quasi le 6. Aveva trascorso il pomeriggio intero chino sui compiti delle vacanze che quella culona della maestra Giglione aveva appioppato loro, giusto per rovinargli l'estate. Come risultato, doveva affrettarsi a riportare in biblioteca il libro preso in prestito. Aveva solo una ventina scarsa di minuti prima che chiudesse. Ciò nonostante, si sentiva felice. Era riuscito a finire 3/4 dei compiti e l'indomani si sarebbe preso una pausa. Mickey aveva detto di aver scoperto le ossa di un cane nel campo vicino casa sua. Avrebbero potuto disseppellirle, pulirle e giocare a Indiana Jones o roba simile. La tozza struttura della biblioteca civica, separata dall'istituto scolastico da un largo cortile di cemento dove i ragazzi si radunavano prima dell'inizio delle lezioni, comparve in fondo al viale. Felpa rallentò di un passo, ormai era arrivato. Il vento fece frusciare le foglie cuoriformi dei tigli con un mormorio cospiratore. Il ragazzino non fece caso al fatto di essere del tutto solo, così come non prestò attenzione alla panda bianca che procedeva dietro di lui lungo il viale, diminuendo la velocità fino a fermarsi del tutto. Si trovava a poco più di 200 metri dalla biblioteca, quando avvertì una serie di passi rapidi raggiungerlo. Ebbe la pelle d'oca senza un perché e fece per voltarsi, ma un braccio gli agganciò il collo, mentre una mano gli premette sulle labbra una pezza dall'intenso odore chimico, intrappolando l'istintivo urlo di paura del bambino. Il libro che voleva riconsegnare cadde ai suoi piedi scalcianti con un ansioso frullare di pagine. Ogni volta che Mickey Bottaro si svegliava al mattino, per 3 o 4 secondi si sentiva sereno. Ma dopo questo breve intervallo di pace, tutto il carico di orrore gli riaffiorava alla mente con tanto impeto da fargli salire le lacrime. Non c'era modo di nascondersi da quell'atroce realtà.
I giornali non facevano che riproporlo, ogni altro argomento di conversazione sembrava essere stato bandito. E il sindaco Nandi, il padre di Elmo, aveva personalmente annunciato un coprifuoco alle 18 in punto, durante un'assemblea cittadina. L'aria calda di fine estate era stata ammorbata dal terrore e dallo shock. Mickey ed Elmo trascorsero i giorni in uno stato di smarrimento totale, come se si trovassero dentro un incubo dal quale risvegliarsi era impossibile. Ogni cosa sulla quale posavano lo sguardo pareva ricordargli di Felpa e della sua mancanza. Un vuoto così grande che pareva un buco fisico a forma di bambino nel tessuto della realtà. Spesso, le rare volte in cui era sovrappensiero, Mickey rifletteva su qualcosa o gli veniva in mente un'idea e subito pensava che avrebbe dovuto riferirla agli altri, per poi ricordarsi con un vuoto allo stomaco che i pirati del Piota, da 3, erano rimasti in 2. Il ritorno a scuola fu qualcosa di straziante. Furono radunati tutti in palestra, dove un carabiniere, che avrebbe potuto interpretare Hulk se opportunamente colorato di verde, spiegò loro che da quel momento in poi la situazione imponeva alcune regole. Ovviamente tutti loro già le conoscevano: giocare sempre in gruppo, non accettare passaggi in auto da nessuno, riferire ai genitori o agli insegnanti qualunque tipo di attività sospetta. Dopodiché la preside aveva preso parola, leggendo una lettera aperta indirizzata a Federico e Felpa. Più volte era stata interrotta da un groppo in gola e per tutto il tempo gli occhi le avevano luccicato di lacrime. Era la prima volta, fatte eccezioni per i funerali, che Mickey ed Elmo vedevano piangere un adulto. Non in quel modo doloroso e sofferto, almeno. Dietro la preside c'erano gli altri insegnanti, tutti a capo chino e con il volto depresso. Lo sguardo di Mickey si era concentrato su una delle 2 insegnanti di matematica, la maestra Anna Marchelli, che insieme ad altri volontari di Piotone gestiva la biblioteca civica. Incongruamente Mickey le aveva riversato contro una feroce quanto inutile cascata d'odio. Lei era di turno alla biblioteca il giorno in cui Felpa era stato rapito. Un testimone aveva visto il bambino imboccare il viale alberato e una donna l'aveva notato a metà strada, segno che il rapimento doveva essere avvenuto nei pressi della biblioteca stessa, se non proprio davanti, e quella stupida della Marchelli non aveva né visto né sentito nulla, come aveva riferito ai carabinieri e come era stato riportato anche sui giornali. Ma la scudisciata emotiva peggiore di tutte, Mickey ed Elmo la ebbero in classe, quando dovettero sedersi per ore di fianco al banco vuoto del loro amico, sepolto sotto una profumata nube di fiori. Fu allora che presero reale coscienza dell'enormità, dell'irreversibilità di quanto era accaduto. Felpa non c'era più. Non avrebbero più potuto giocare con lui, non avrebbero più organizzato le giornate libere, non sarebbero più andate alle medie di Ovada insieme e non avrebbero più urlato insieme dentro il pozzo della casa del lungumano. Era stato portato via da un mostro. Quel banco vuoto era intollerabile, come sale sparso su una ferita. Ogni volta che Mickey entrava nell'aula sentiva una stretta al cuore, rivivendo di nuovo l'empito di panico, rifiuto e orrore di quando gli avevano comunicato che Felpa era stato preso dal mostro dell'auto bianca. Ho deciso. Lo faccio. Decretò un giorno a Elmo. Era l'intervallo e se ne stavano in disparte seduti all'angolo del piazzale di cemento. I loro compagni sciamavano intorno, avvinti dai giochi. Fare cosa? Lo sai. Mickey, non funzionerà. Non me ne frega un cazzo. Io ci provo lo stesso. Resta pure a casa se vuoi, però portami almeno le chiavi del cancello. La faccia di Elmo divenne una maschera di paura. Ma non puoi andare in giro da solo. E se quello che ha preso Felpa ti trova? Che ci provasse. Sì, vorrei che ci provasse. Gli salirono le lacrime agli occhi, ma la sua faccia era tesa, di una rabbia che su un volto tanto giovane agghiacciava. È una pazzia, mormorò Elmo, richiudendo nella stagnola il panino con la mortadella al quale aveva dato solo qualche morso svogliato. E va bene, vengo anch'io. Quando Oggi pomeriggio. Pensi di riuscire a prendere la chiave? mio padre la tiene appesa all'ingresso, ma sei davvero convinto che funzionerà? Non lo so, Elmo. E se
Cacchio, e se invece funziona? Miki aveva ispirato profondamente, le mani strette alle ginocchia. Se funziona, chiunque abbia preso felpa si pentirà amaramente di averlo fatto. Arrivarono alla casa del lungumano verso le 4, in sella alle loro biciclette. Sorgeva in un campo in una zona appena fuori dal paese, dopo il cimitero. Si trattava di una bassa, piccola e tozza costruzione di pietra. A uno sguardo disattento poteva sembrare una comune edicola votiva di campagna, ma la cupola non era ornata da nessuna croce. Quello era un tempio pagano, non cristiano. L'ingresso era presidiato da un cancello, nella cui serratura Elmo infilò la chiave. L'interno era in penombra, odoroso di pietra umida e della fragranza polverosa del fieno con il quale era imbottito il grosso fantoccio appeso alla parete. Raffigurava il mitico ungumano ed era una lunga tunica nera dal cui cappuccio sporgeva la pelle di una testa di cinghiale. Sebbene frequentassero quel posto fin dalla più tenera età e fossero abituati a quella visione, i due ragazzini subirono un involontario brivido. Senza la calca di persone, la casa del lungumano appariva in qualche modo differente. Si avvicinarono al pozzo, chinando lo sguardo verso le sue buie viscere. Come sempre non videro nulla, ma vennero accarezzati da un fresco effluvio d'acqua e minerali. Sei proprio deciso? Sì, E se quel coso esce mentre siamo qui? gli facciamo il solletico finché non torna giù. Adesso va fuori a controllare che non arrivi nessuno, ok? Mentre Elmo ubbidiva, Miki tirò fuori dalla tasca il voluminoso taglierino sottratto dalla cassetta degli attrezzi di suo padre. Ne snudò la lama, raggelando alla sua tagliente lucentezza. Prima di quel momento si era fatto male in 100 diversi modi, cadendo dalla bicicletta, finendo tra le ortiche, battendo la testa sullo spigolo del tavolo, ma per quanto abituato al dolore fisico, l'idea di procurarselo volontariamente lo frenava. Sentì il cuore pulsare forte dentro il petto, quando premette il bordo affilato contro il cuscinetto carnoso alla base del pollice. Trattenne il fiato, schiacciando e allo stesso tempo facendo scorrere la lama. La carne si incise, restituendogli una stilettata di dolore più intensa di quanto credesse, che lo fece gemere a denti stretti. Lacrime di sofferenza gli scesero giù dagli angoli degli occhi. Il taglio era appena di 2 centimetri, ma sanguinava copiosamente. Grasse stille rosso scuro restavano in bilico sulla ferita, prima che la gravità le attraesse nel pozzo. Gli occhi di Miki, come ipnotizzati, ne seguivano la rapida discesa nelle voraci tenebre sottostanti. In quel momento ogni dubbio fu dissipato, ogni incertezza crollò come un castello di carte. C'era magia in quel luogo, una magia più autentica di qualunque logica, un potere che avvertiva a livello subconscio, tangibile quanto il sordo pulsare che bussava sotto la ferita. Non aveva bisogno di ulteriori istruzioni. Sapeva esattamente cosa fare e come farlo, quasi che quell'atto fosse insito in lui, insieme a tutto il vasto bagaglio acquisito dall'umanità durante la sua evoluzione. Era facile, era come giocare. So che ci sei e che puoi sentirmi. Forse non te ne frega niente, ma quassù le cose non vanno per niente bene, sai? A Piotone è arrivato un mostro. Un mostro che prende i bambini e che gli fa delle cose orribili. Magari a te non importa. Magari anche tu divoravi i bambini un tempo. E forse lo rifaresti. Però noi siamo quelli che ti diamo da mangiare. Noi ci prendiamo cura di te da centinaia di anni. Tocca a te prenderti cura di noi ora. Le lacrime sgorgavano al pari di torrentelli dopo la pioggia, congiungendosi sotto il mento e piovendo nel pozzo insieme al sangue. Devi aiutarci, te lo chiedo per favore. Chissà quanti altri ne ucciderà. Solo tu puoi fermarlo, lo so. Siamo la tua gente e tu sei il nostro mostro. L'unico mostro che Piotone deve avere. Aiutaci. Difendi Piotone e i suoi bambini, ti prego. Ha preso
Felpa, il nostro migliore amico, lo ha... Le parole gli si annodarono in gola. La sofferenza che sentiva faceva sembrare il taglio di poco prima come il tocco di una piuma sulla pelle. Gli doleva il cuore, la mano gli fremeva sopra la bocca del pozzo e le ginocchia vacillavano. Ti prego, per favore, per i bambini, per Felpa, per favore. Scivolò, esausto e tremante, accasciandosi contro la ghiera di pietre del pozzo, posando la testa sul bordo foderato di muschio. I suoi singhiozzi rimbombavano in quella ripida cavità, scendendo sottoterra, eco dopo eco. Il brusio della pioggia si insinuava senza sforzo in quel piccolo salottino pieno di quadretti a olio e porcellane dall'aria antica e anonima. Miki Bottaro, piegato sugli esercizi di matematica, non prestava la minima attenzione alle cifre che si sommavano o dividevano sui quadretti. La ferita che si era inferto era ormai un segno rosa sulla sua mano, un ricordo di quanto era stato disperato, stupido e credulone. Eppure in quel momento aveva sentito qualcosa, provato un senso di potere incredibile, ma ormai si rendeva conto che doveva essersi trattato solo di una falsa speranza, un'illusione. Niente di sovrannaturale abitava il pozzo della casa del lungumano, nessuna possente creatura si sarebbe battuta per salvare i bambini di Piotone da un mostro vero. Senza riflettere tracciò un numero alla fine dell'equazione. Prontamente la maestra Marchelli gli fece notare che era sbagliato. C'era una sottile vena di esasperazione nel suo tono di voce. A Miki non fregava nulla, ma la capiva. Quelle ore di ripetizioni erano inutili. Non era mai andato d'accordo con la matematica, ma quell'anno dubitava di riuscire a raggiungere la sufficienza. Chissà, forse sarebbe stato addirittura bocciato ed era solo settembre. Neppure di questo gli importava, però. Da quando Felpa era sparito, niente aveva più senso. Le parole della Marchelli erano un ronzio insensato che si confondeva con il suono della pioggia. Le sue spiegazioni fluivano inascoltate nella testa del bambino, che annuiva meccanicamente. Fissava la ferita, chiedendosi se sarebbe rimasta lì per tutta la vita, a rammentargli beffarda quel suo patetico tentativo di salvare il suo paese. Al solo pensarci, le guance gli si scaldavano d'imbarazzo. Possibile essere così scemi? Ma mentre il suo sangue era colato nel pozzo, c'era stato qualcosa. Sì, lo aveva sentito nella testa, l'aveva avvertito nel cuore. O forse aveva provato tutto ciò solo perché lo desiderava ardentemente. La pendola scandì le 5. Finalmente quell'agonia era finita. Consegnò 50.000 lire all'insegnante, che si alzò e sparì lungo il corridoio per andare a prendere il resto. Miki radunò libri, matite e quaderni. Un dolore sordo gli palpitava alle tempie. Forse era tempo di smetterla con quelle ridicole ripetizioni. Si stavano rivelando una perdita di tempo e di soldi. E la Marchelli, poi, era una capra a spiegare. Mentre si alzava dalla sedia, accolse un barlume viola e oro venire dalla nicchia di una voluminosa credenza piena di ninnoli e libri. Quando mise a fuoco, ebbe un tuffo al cuore. Non seppe di essersi mosso in quella direzione finché non vide le sue mani allungarsi e sfilare il volume dagli altri. La scienza magica riportava quel titolo dorato sulla copertina viola mirtillo. Gli occhi di Miki si dilatarono, mentre le mani, diventate progressivamente insensibili, prendevano a sfogliare le pagine. C'era il bollino blu della biblioteca sul frontespizio, ma non fu quello che innescò nel petto del ragazzo il panico più tumultuoso della sua vita. Le pagine al capitolo 11 erano tutte decorate da una costellazione di macchioline arancio chiaro, la bibita che Elmo aveva sputato in quel lontano pomeriggio d'estate. Una ridda di voce attaccò a starnazzargli nel cervello. Felpa non aveva mai raggiunto la biblioteca, non aveva mai riconsegnato quel libro. Perché si trovava lì in quella casa? Una persona del paese, qualcuno di cui si fidavano, qualcuno dal quale avrebbero accettato un passaggio senza timore, qualcuno che non desse nell'occhio,
Qualcuno con un'auto dalla carrozzeria chiara, come la Panda guidata dalla Marchelli. Qualcuno che, quando si dice la sorte, abitava lungo una traversa di via Candelai. Non un forestiero, non un uomo. Una donna. I passi della Marchelli si avvicinarono da dietro. Con uno spasmo di terrore Miki cercò di infilare il volume dove l'aveva preso, ma nell'impeto la sovracopertina si accartocciò, facendo cadere gli altri libri. Col cuore in gola tentò di mettere a posto, ma la donna era già arrivata e lo fissava con le sopracciglia aggrottate e le banconote tra le dita. Lui ricambiò lo sguardo e non poté far nulla per impedire al panico di lampeggiargli in viso. La Marchelli era una donna di 30 anni, anche se ne mostrava qualcuno in più. Era bassa, scura di capelli, scialba, sempre avvolta in cardigan fuori moda e brutte gonne color becco d'oca. Il genere di maestra che, per quanto tenti di mantenere l'ordine, si trova a lavorare in aule chiassose, piene di oggetti lanciati e di studenti che leggono fumetti sotto al banco. Tuttavia, nel giro di pochi secondi, il suo volto olivastro e cavallino subì una vera e propria trasformazione. Non più un essere umano, ma un mostro. Era senza artigli e senza pelo, non aveva zanne e neanche squame, ma era un mostro lo stesso, ancor più letale in quanto del tutto ordinario nell'aspetto. Miki scattò verso il corridoio che portava all'ingresso, correndo come se a inseguirlo fosse un cane rabbioso, cosa per molti versi vera. La Marchelli, dando prova di una sveltezza che mai le avrebbe attribuito, lo raggiunse nel momento in cui la mano del bambino tirava la maniglia della porta. Lo afferrò per i capelli, trascinandolo indietro con uno strattone tanto forte da fargli bruciare il cuoio capelluto. Lo strillo del bambino esplose nel piccolo atrio angusto, senza diffondersi all'esterno. Miki sgomitò all'indietro con tutta la forza. L'impatto del suo gomito con il mento della donna le fece saltar via gli occhiali dalle lenti bifocali. Approfittando della presa allentata, il bambino si lanciò ancora sull'uscio di casa e stavolta riuscì a gettarsi fuori, innaffiato dalla pioggia. Ma prima di riuscire a fare 1 metro, ecco che la Marchelli gli era saltata addosso al pari di una tigre. Gli avvolse il braccio attorno al collo, intrappolandolo in una stretta tremenda che occluse all'istante le vie respiratorie della piccola vittima. Usò l'altra mano per premere contro la nuca di Miki. Era la mossa rapida ed efficace di chi ha già ridotto all'impotenza in quel modo diverse persone. Soffocato, il ragazzo cercò di urlare, ma produsse solo deboli ansimi. Il suo corpo si contorse come un'anguilla, affondò più volte i gomiti nel corpo della donna alle sue spalle, che lo trascinava inesorabilmente dentro casa, ma fu vano. Pochi istanti e tutto il mondo sfumò in una nube nera e le membra di Miki e Bottaro si afflosciarono a peso morto. La Panda a trazione integrale procedeva sferragliando sotto l'acquazzone, lungo il sentiero circondato di castagni che si allontanava dalla statale procedendo a nord di Piotone. Era un tragitto accidentato e fangoso, ma quell'auto l'aveva affrontato altre volte, non c'era di che temere. Quel che impensieriva Anna Marchelli, a parte il prigioniero legato imbavagliato nel portabagagli, era il silenzio che Zeno aveva innalzato. Lo sbirciò di sottecchi. Incurante della pioggia teneva il finestrino abbassato di una spanna, in modo che il fumo esalato dalla brace della camel fluisse all'esterno. Guidava con un'espressione dura e impenetrabile dipinta in viso. Le dita di Anna presero a tormentare l'orlo della giacca a vento. Aveva sbagliato qualcosa. Sì, forse non avrebbe dovuto tenere in casa quel libro, ma era un souvenir, proprio come il codino che aveva tagliato a Taro de Bar e il marsupio di bicicletta di Federico Grillo. Ricordi speciali di attimi magici, attimi passati insieme a Zeno, l'unico uomo che la completava, l'unico per il quale avesse mai provato vero amore. Talvolta però n'era anche spaventata, come in quel momento, per esempio. Generalmente era un tipo ciarliero, molto estroverso, ma aveva imparato ad aver paura dei suoi silenzi. Non presagivano niente di buono. Si massaggiò nervosamente il mento.
Le pulsava laddove quel piccolo bastardo l'aveva colpita. Sperò che non le affiorasse un livido, ma nel caso sapeva già cosa raccontare a scuola, che era inciampata sul gatto. Ci avrebbero creduto, tutti sapevano quanto fosse goffa e distratta, sempre pronta a impigliarsi nelle maniglie o sbattere le anche sugli spigoli. La inetta, buffa maestra Marchelli, così era per tutti. Se solo avessero saputo quanto in realtà fosse abile, svelta e caparbia quando voleva, quanto fosse astuta. Zeno non aveva il diritto di essere scontento di lei. Dopotutto, a chi andava il merito per aver attirato i primi due? Non si sarebbero mai fidati di uno come lui. E poi, a dirla tutta, era stato un errore prendere il terzo, quel Remotti, troppo vicino alla biblioteca. Zeno aveva sbuffato a tali proteste, aveva colto solo l'occasione, agendo alla svelta con il prezioso cloroformio che tenevano sempre pronto all'uso nel vano del cruscotto, utile omaggio di Assime e dei suoi danarosi esteti della perversione. Non era prevista una quarta preda, non così a ridosso della terza, non senza una pianificazione, ma che scelta c'era stata? Bottaro aveva capito qualcosa, Anna gliel'aveva letto negli occhi. Se non fosse intervenuta, li avrebbe smascherati. Doveva esserle grato. Lui si volse a guardarla. Dava sempre l'impressione sconcertante di saper intercettare i suoi pensieri nel momento in cui li formulava. Lei avrebbe voluto mettergli il muso, ma non ci riuscì. Il suo sguardo le faceva l'effetto che il sole fa alla neve. Era così virile, con quei baffi folti alla Tom Selleck, i capelli color caffè che gli scendevano sul collo come la coda di una volpe, il corpo muscoloso stretto nello sherpa di jeans. E poi quegli occhi, due fredde galassie azzurre, due oceani pieni di misteri, due lune che sapevano mettere a nudo la sua anima, violare ogni suo segreto, sedare ogni sua protesta. Abbassò lo sguardo remissiva. No, era lei che doveva essergli grata. Zeno aveva trasformato un'esistenza smorta e triste in un'avventura frizzante di adrenalina, piena di emozioni travolgenti. Avrebbe potuto scegliere qualunque altra donna, ma l'aveva chiesto a lei, eleggendola sua oscura regina, insegnandole tutto, compresa la mossa con la quale aveva neutralizzato quel ragazzo ficcanaso che ora giaceva privo di sensi nel bagagliaio. La mano destra di Zeno si staccò dal volante, giusto il tempo di andare a sfiorarle il mento con dolcezza, lasciandole una traccia di formicolante piacere impressa a fior di pelle. Stava sorridendo e Anna lo imitò, sollevata. Allora non era arrabbiato, non più. Prese alcuni profondi respiri. Sì, sarebbe andato tutto bene, anche se non avevano pianificato nulla. La madre di Bottaro aveva chiamato quando il figlio non aveva fatto ritorno, ma Anna aveva mentito con la naturalezza che le era usuale, la stessa usata con i carabinieri quando l'avevano interrogata dopo la scomparsa di Remotti. Aveva riferito alla donna preoccupata che Michele aveva voluto finire prima, colpa di un forte mal di testa, così aveva detto. Sapeva che le avrebbero creduto, era la maestra Marchelli, dopo tutto. Chi mai avrebbe potuto sospettare di lei? Era impensabile. I fari illuminarono una piccola costruzione di pietra che sorgeva tra gli alberi, dove il sentiero svoltava. Era appartenuta ai bisnonni di Anna, quando ancora la gente di quei dintorni sopravviveva grazie alla generosità dei boschi. Si trattava di un essiccatoio, ovvero un luogo dove anticamente si effettuava un processo di conservazione delle castagne tramite affumicamento. Adesso era adibito a qualcosa di notevolmente più macabro. Zeno fermò l'auto e uscì, incurante della pioggia che gli batteva sulla testa e sulle spalle possenti. Sniccherò il mozzicone e sollevò lo sportello del bagagliaio. Due occhi colmi di un inimmaginabile terrore lo fissavano da sopra un bavaglio di nastro adesivo. Senza parlare e senza curarsi dei versi soffocati del bambino, l'uomo lo afferrò da sotto le braccia, estraendolo dalla panda. Anna, con la testa celata dal cappuccio, accorse subito a dare manforte, sollevando la vittima per le caviglie. L'esperienza acquisita in vari rapimenti li aveva impratichiti troppo perché i contorcimenti di Miki fossero di intralcio mentre lo trasportavano nell'essiccatoio. Zeno liberò la porta dal pesante lucchetto e un attimo dopo furono accolti in un'unica stanza dal pavimento in terra battuta.
Il solaio a graticcio, dove un tempo venivano poste le castagne, era stato tolto e il tetto aggiustato, tanto è vero che l'acqua non sgocciolava all'interno. Non appena Anna accese alcune voluminose torce da campeggio posizionate ai 4 angoli della camera, Miki comprese come mai le uniche 2 finestre fossero state murate, ovvero per impedire ai ficcanaso di scoprire cosa si celasse all'interno. Sconvolto notò rastrelliere di strumenti affilati e dentellati che scintillavano malignamente, appesi in bell'ordine. Fu impressionato dalla varietà di seghetti, pinze, corde di canapa, serie di quelli che parevano bisturi, frustini, più una collezione di oggetti in cuoio che non seppe identificare, ma dall'aria spaventosa. C'erano cinghie, maschere di pelle con fattezze di animale, manette di acciaio. In un angolo, allineati, stavano alcuni grossi flaconi di candeggina, soda caustica e calce. Sul pavimento poggiava un largo materasso modificato in maniera da potervi legare qualcuno sopra, tutto decorato con ampie chiazze bruno scuro di inequivocabile provenienza. Era lì che Taro, Federico e Felpa erano stati portati. La loro vita era finita su quell'urido materasso, nelle urla e nel supplizio. Miki si dimenò con ogni grammo di forza, con la furia di un animale preso al lazzo, ma sembrava che la coppia di assassini sapesse convogliare le sue energie a proprio vantaggio, manovrandolo con l'abilità di chi ha sedato le ribellioni di molti altri bambini disperati. Quasi senza rendersene conto, fu immobilizzato al materasso, gambe e braccia divaricate, polsi e caviglie legati. Il contatto con quel tessuto molle e umido gli diede la nausea. L'idea di essere sdraiato sul sangue di Felpa lo faceva ammattire. Indirizzò lo sguardo agli aggressori. Si muovevano e parlottavano come se nulla fosse, perfettamente a loro agio. Miki risucchiò rumorosamente aria dalle narici, cercando di urlare attraverso il nastro adesivo. Voleva che si voltassero a guardarlo, che lo ascoltassero. Se solo fosse riuscito a parlare, se solo avesse potuto supplicare, chiedere pietà, far loro capire che era solo un bambino, che non avrebbe detto nulla a nessuno se lo avessero risparmiato. Anna era indaffarata a sistemare un treppiedi sul quale posizionò una videocamera. Una grossa Polaroid le pendeva dal collo. Nel frattempo il suo complice si era levato la giacca e sfilato la camicia. Il sudore gli brillava sul torace tarchiato ricoperto di folto pelo scuro. Quando si calò sul viso la maschera di cuoio, la trasformazione fu completa. Un licantropo vero e proprio, il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, un divoratore di bambini che si perdono nel bosco. Un mostro, proprio come nelle fiabe e nei film. Non c'era alcuno schermo tra lui e la sua vittima, non ci sarebbe stato alcun lieto fine all'ultima pagina. Miki si sentì perduto. Benché fosse inutile, continuò ad agitarsi mentre l'uomo mascherato gli si inginocchiava accanto, il petto villoso sussultante di eccitazione, gli occhi che ardevano di fuoco infernale oltre i fori a losanga della maschera da lupo. Il suo coltello riflesse la luce mentre faceva scivolare la lama sotto l'orecchio di Miki, trattenendogli la testa con l'altra mano. Il ragazzino strillava sotto il bavaglio, gli occhi colmi di lacrime, il corpo teso nel vano tentativo di scostarsi il più possibile dall'uomo che l'avrebbe massacrato. Gemette quando la lama gli si posò sulla pelle, gelida come il ghiaccio. Al freddo seguitò il dolore. Era come quando si era tagliato alla casa del lungomano, ma peggio, poiché tutto era più lento. Strizzò le palpebre e sentì un caldo rivoletto di sangue scivolargli sul collo e il coltello farsi lentamente strada nella carne, millimetro dopo millimetro. Non capiva più niente. La paura aveva rotto ogni argine, precipitandolo in un incubo perverso dove il risveglio non era contemplato, dove esistevano solo il dolore, il panico e l'acre puzzo del sudore che stillava dal corpo eccitato di quel mostro umano. Ma al naso fremente di Miki giunse un altro odore, un olezzo selvatico, intenso e curiosamente familiare. L'afrore pungente e tuttavia non così sgradevole di un animale.
Un animale molto peloso e molto grosso. Il sangue! Pensò la mente frastornata di Mickey. Ha sentito il mio sangue! Gli occhi del bambino tornarono a spalancarsi e non c'era più terrore nel suo sguardo, solo lo sconfinato stupore di chi, dopo tanto pregare, assiste a un miracolo insperato. La luce proiettata dai fari sfarfallò, inducendo Anna e Zeno a sollevare perplessi la testa. Sul viso della donna si tracciò una smorfia, quasi avesse annusato una ventata putrida. Un secondo dopo, con un fragore assordante, la spessa porta di legno dell'essiccatoio venne sfondata quasi fosse di cartone. Nel turbine di schegge si protese una sagoma enorme, scura come la notte, né umana né bestia. Anna Marchelli ebbe appena il tempo di comporre i propri lineamenti in uno sbigottito orrore prima di esserne travolta, finendo violentemente sbalzata contro la parete alle sue spalle senza neppure riuscire a urlare. Stessa sorte toccò alla videocamera, che si frantumò in 1000 pezzi sotto la pressione di un piede enorme. Zeno, al contrario, liberò un grido e riuscì persino a mettersi in piedi. Dietro i fori della maschera tutta la perversa bramosia si era convertita in un panico molto simile a quello sperimentato dalle sue piccole vittime. Brandiva ancora il coltello, con il quale stava staccando l'orecchio dalla testa di Mickey, ma certamente non l'avrebbe usato per difendersi, preferendo fuggire e abbandonare lì la sua complice. Tuttavia, non ebbe modo di fare nulla di tutto questo, poiché il nuovo arrivato scavalcò il materasso con un balzo, seppellendo l'assassino sotto una mole fatta solo di muscoli, al cui confronto Hulk Hogan sembrava zio Tibia. In qualche modo, la presenza della creatura che aveva fatto irruzione interferiva con il funzionamento dei fari. La luce presa a singhiozzare in un sincopato alternarsi di bagliori e di ombre fu sotto quell'effetto stroboscopico che Mickey poté osservare la scena al suo fianco. A ogni lampo 2 grossi occhi gialli rilucevano simili a topazzi di fuoco incastonati in un setoloso, lungo muso suino ornato di spaventose zanne ricurve. Tale grugno mostruoso, per inciso, sbuffava a pochi centimetri dal volto traumatizzato di Zeno, che boccheggiava steso a terra paralizzato. L'aria entrò e uscì un paio di volte in quelle narici, provocando un avido risucchio. E proprio quando Mickey credeva di non poter più contenere altra meraviglia, ecco che venne prontamente smentito. La grande bocca del lungumano si spalancò, liberando la voce di qualcosa che tentasse di parlare come un essere umano pur non essendolo. Mangiato tante schifezze in mia vita, Grognì, trafiggendo Zeno con i suoi bestiali occhi di zolfo. tu e tua donna, peggiori di tutte. Poi il muso si volse lentamente all'indirizzo di Mickey, provocandogli un brivido così violento da mozzargli il fiato. Non guardare, Ordinò il lungumano, e Mickey voltò il capo dall'altra parte, gli occhi serrati, cercando di distogliere i pensieri da quel che sapeva sarebbe accaduto di lì a pochi istanti. Ma quando Zeno iniziò a gridare, non poté far nulla per impedire a quel suono di saturargli il cervello. La sua mente decise che non avrebbe potuto reggere altri shock per quella sera. Andò in sovraccarico e si rannicchiò nel salvifico rifugio dell'incoscienza. Il buio nel quale Mickey Bottaro scivolò fu assoluto, senza urla e senza mostri. Si scoprì che oltre a collezionare souvenir per rivivere le perverse prodezze perpetrate con il suo diabolico amante, Anna Marchelli teneva un dettagliato, folle diario dove annotava qualunque cosa,
arrivando a disegnare e progettare nuovi orribili modi per legare, per sottomettere, per provocare dolore e spremere dalla vittima fino all'ultimo grammo di agonia. Persino gli inquirenti più ruvidi e navigati provarono brividi lungo la schiena nel leggere le pagine di quell'allucinante almanacco, increduli al pensiero che fosse stato scritto da una donna. Per non parlare delle fotografie e dei nastri che saltarono fuori nella cassaforte dell'insegnante quando la sua abitazione venne perquisita. Fu anche grazie a tutto ciò se a seguito di una maxi operazione con la polizia di Torino fu scoperchiato un immondo traffico di snuff movie che diede vita a una catena di arresti inaudita. Molti dei polsi ai quali scattarono le manette appartenevano a insospettabili nomi dell'alta finanza, sia italiana che estera. Solo uno dei fautori di tale mercato nero, un certo Hassim Ibn Marid, riuscì a passare tra le maglie della rete della giustizia, svanendo prima degli arresti. Nel diario della Marchelli si trovarono pure gli ultimi tasselli del sanguinoso mistero che aveva terrorizzato Piotone per lunghi mesi. Anna aveva conosciuto Zeno Roffredo a Torino quando lei frequentava l'università e lui lavorava nell'Ateneo in qualità di portinaio. Abile seduttore e manipolatore, Zeno non aveva avuto difficoltà a coinvolgerla nelle sue fantasie malate, originando la letale Folie à deux che aveva dato i suoi primi frutti proprio tra le vie più squallide del capoluogo piemontese. Secondo il diario, almeno 10 cadaveri di bambini giacevano nascosti nelle viscere di altrettanti stabilimenti abbandonati. La delirante cronaca di Anna metteva in evidenza come la personalità della giovane, omicidio dopo omicidio, diventasse sempre più succuba e dipendente dalla mente carismatica di Zeno. Era stato il primo a farla sentire amata e importante, l'unico che avesse visto in lei una donna forte e capace, anziché la sciatta bruttina che nessuno rispettava. Tramite alcune conoscenze, Anna era riuscita a ottenere un posto come maestra di matematica, geometria e scienze proprio nella scuola elementare di Piotone, giusto un anno prima dell'inizio dei delitti. Fu invece per merito suo se Zeno aveva potuto trovare impiego alla segheria di Ovada, in modo da abitare vicino alla complice dei suoi crimini e perpetrarne altri. Avevano deciso che per spostarsi avrebbero usato prevalentemente l'auto di Anna, che dava meno nell'occhio in quanto anonima e familiare agli abitanti del paese. Con Taro De Barra era stato facile. Come Miki Bottaro aveva giustamente intuito, era da giorni che Anna, la quale abitava lì vicino, aveva notato quel bambino che ogni giorno, sempre solo, si recava dal tabacchino di via Candelai per prendere le sigarette. L'aveva atteso e chiamato. 20.000 lire erano pronte per lui, gli aveva detto, se l'avesse aiutato a spostare un grosso baule nel suo garage. Taro aveva abboccato, ma nel garage, in agguato con una pezza imbevuta di cloroformio, c'era anche Zeno. Anche catturare Federico Grillo era stato un gioco da ragazzi. L'avevano visto fare quel percorso da Lerma a Piotone per 3 giorni prima di colpire. Zeno gli aveva forato la ruota della bicicletta mentre l'ignara vittima giocava a calcio con gli amici e pertanto il tredicenne era stato ben lieto di accettare il passaggio sulla Panda di Anna. Quando Federico era salito sul sedile anteriore, Zeno era sgusciato fuori dalla coperta che l'aveva nascosto alla vista su quello posteriore, sottomettendolo con il vecchio trucco del cloroformio. Luca Remotti, conosciuto come Felpa, era stato un carpe diem. Zeno, con la Panda di Anna, si era recato alla biblioteca dove lei svolgeva il turno per portarla a una delle molte sagre del circondario. Ma trovandosi un ragazzino tutto solo davanti, non aveva esitato a cambiare i propri programmi per la serata. In effetti Anna non aveva mentito ai carabinieri quando aveva riferito di non aver visto arrivare Felpa. Il piccolo non aveva mai raggiunto la biblioteca. Tra le pagine del diario era pure annotato il luogo di sepoltura dove, sotto 3 metri di terra e ricoperti di calce, giacevano i corpi delle 3 vittime, che furono riesumati e riseppelliti degnamente nel cimitero del paese, in una commovente cerimonia che aveva visto l'affluenza di più di 1000 persone, più la partecipazione di alcune importanti cariche politiche.
Ciononostante, le tremende memorie di Anna, che la stampa ribattezzò la Iena di Piotone, non dissiparono tutti gli sconcertanti enigmi del caso. Per esempio, non fu mai chiarito cosa accadde davvero la notte in cui venne rapito Michele Bottaro, unico superstite di quei due maniaci. Le indagini stabilirono che sia Anna che Zeno erano stati assaliti all'interno dell'essiccatoio degli orrori e trascinati nel bosco, come aveva confermato l'abbondante quantità di sangue. Dalle modalità era proprio sembrato che un animale molto grosso ma sconosciuto avesse fatto irruzione, aggredendo i due serial killer prima che avessero tempo di finire la loro vittima. Le ricerche erano state inutili, la pioggia aveva cancellato qualsiasi traccia e i cani erano risultati inservibili poiché l'odore da loro fiutato, anziché condurli da qualche parte, li aveva gettati in un annichilente stato di panico. Nemmeno la testimonianza diretta dell'involontario spettatore aveva potuto mettere gli investigatori sulla buona strada. Miki aveva affermato che ogni suo ricordo era stato divorato da un buco nero, subito dopo che la sadica insegnante l'aveva ridotto all'impotenza con una presa al collo. Non aveva saputo rivelare cosa fosse accaduto in quel casolare in mezzo al bosco, né chi l'avesse liberato e trasportato fino alla casa del lungumano, dove poi l'avevano trovato al mattino. In realtà era vera solo l'ultima parte, e l'unico al quale aveva raccontato ogni cosa fu Elmo, non prima di avergli fatto giurare sulla testa di sua madre di non ripeterlo mai a nessuno. Premura superflua, dal momento che la maggior parte dei piotonesi erano convinti di sapere chi, o meglio che cosa, avesse posto la parola fine a quello scempio. Ma anche loro preferirono non turbare le menti dei carabinieri con affari che dovevano restare segreti. E mentre le principali testate giornalistiche d'Italia e i vari telegiornali davano in pasto agli affamati consumatori di tragedie le avvincenti puntate di quell'inchiesta, la vita a Piotone riprese a scorrere come sempre, scandita dalla folla che ogni ultima domenica del mese si raccoglieva attorno al basso edificio di pietra. Anche Miki volle partecipare non appena si sentì meglio. Aveva un'enorme dose di terrore e di incubi da smaltire, dopo tutto. Urlò nella bocca del pozzo come mai aveva fatto prima. Gridò, strepitò, bestemmiò fino a non avere più un filo di voce. Accaldato e ansimante, con le corde vocali in fiamme, fu costretto a interrompersi. Gli girava la testa, era senza forze, ma tutto ciò era buono. Il male che l'aveva contaminato era fluito via, sceso nel pozzo insieme alle sue grida. Infilò una mano nella tasca della giacca, estraendone una girella che liberò dall'incarto trasparente. Lasciò cadere il dolce nel pozzo. Forse era qualcosa di meglio che una scorpacciata di cattive emozioni, pensò. Magari sarebbe solo finita nell'acqua, ma quel che contava era il gesto. Nel momento in cui usciva dal piccolo tempio, e il dubbio di esserselo solo immaginato gli restò a lungo, gli parve di sentire il suono di una grossa bocca che masticava fluire dal fondo del pozzo.